Quinta corsa dall'Arcoveggio, ancora un miglio per cavalli di 3 anni, questa volta solo femmine. Sono in 8 dopo i ritiri di Green Day Greppi e Graydon Run. 1 Ginger, 2 Gillas, 3 Grace F, 5 Gioco di Luce Dark, 6 Green Black, seconda linea 7 Game Italia, 8 Blue Giugia Cav, 9 Gorda Rec. I favori sono per Green Black, Game Italia vicini nella valutazione, vicine. Intanto la macchina accelera e in partenza veloce Green Black che va a condurre, mentre è rimasto praticamente al palo Blue Giugia Cav. Vediamo in seconda posizione Ginger davanti a Gillas, ha dovuto scurvare un po' largo, comunque Green Black che riesce a convergere e poi va a condurre nei confronti di Ginger. Intanto i 400 iniziali se ne vanno in 31,1. Terza posizione per Grace F, all'esterno avanza invece Game Italia che progredisce sulla seconda piegata, cerca di avvicinare Green Black che ha preso di pacca il comando e completa i primi 600 di gara in 47,1. Numero 8 Blue Giugia Cav Insiste nella sua squalificato. progressione Game Italia, arriva a ridosso di Green Black quando siamo all'altezza degli 800 metri. Numero 9 Completati Gorda in Rec 1-2-1, squalificato. 15 davanti alle tribune, a contatto si mantiene Ginger. Indietro le altre, cappeggiate sempre da Gillas, con tentativo esterno anche di Gioco di Luce Dark. Intanto il chilometro in 1,17,5. È sempre in vantaggio Green Black, Game Italia che insiste al suo esterno, attacca a 500 dalla conclusione, a contatto rimane Ginger. Lotta accesa all'attacco dei 400 conclusivi con la curva affrontata al comando da Green Black. Game Italia non si dà per vinta, a contatto ancora Ginger, le altre invece sono più lontane. Cerca di guadagnare terreno sulla curva Green Black, ma numero Game 2 Italia Gillas sbaglia. squalificato. Green Black e numero così 6 via libera Green per Black Game Italia. squalificato. Game Italia in vantaggio all'ingresso, addirittura deve cercare di sfuggire all'affondo interno di Ginger sul palo. Forse Ginger riesce a piegare Game Italia, mentre al terzo finisce Grace F. 1,16,6 ragguaglio conclusivo, 37 a chiudere. Da rivedere l'arrivo, l'impressione è che Ginger sul palo stampi letteralmente Game Italia, molto generosa. Andiamo a rivedere le battute finali con Ginger che guadagna terreno e proprio a fil di palo passa avanti all'avversaria. Vince quindi Ginger, Marcello Di Nicola in sediolo e al training per il signor Giuseppe Colantonio. Bel primo piano per Ginger che piega una comunque generosa Game Italia. Al terzo posto Grace F.